Buongiorno, oggi vi porto a Roma, perché io porto a Roma? Facciamo cacio e pepe, spaghetti quadrati e poi vi porto da Napoli e gamberi sopra. La facciamo rivisitata, a mucino. Primo passaggio, tagliamo il nostro pepe, vedete? Dopo grattugiamo il pecorino. Dopo averlo grattugiato abbiamo preso un pochettino d'acqua della pasta tiepido perché l'abbiamo fatta raffreddare, non si mette né caldo né freddo. La mischiamo piano piano dentro. Girate sempre, deve venire super pastosa. Guardate come damani. Super pastosa, damani né molle e né dura. A così volete. Vedete? L'acqua bolle, ci cusciamo i gamberi e ci facciamo a pezzettini. Vedete? Il gambero ci cusciamo così. Guardate come togliamo l'intestino, lo mettiamo qua. Lo mettiamo qua e lo tagliamo a belle piccerille, vedete? Ragazzi, mettiamoci poco sale perché il pecorino è salato, pochissimo, avete capito? Pochissimo. Spaghetti sembra a vantaggio. Il nostro pepe e aggiungiamo l'acqua. Adesso facciamo cuocere la pasta all'interno. La togliamo bella dura, la alziamo e la mettiamo dentro. Ora spegniamo la fiamma, la facciamo un po' raffreddare, mettiamo il nostro pecorino e facciamo diventare crema. Mettiamo il pecorino, facciamo scendere a cascata, così volete. Così adesso il pecorino. È il momento di girare. Vedete come viene creato. Guardate qua. Questa cosa è più bella, guardate quando scende la cremina, guardate qua. La nostra cacio e pepe rivisitata con gambero crudo sopra è pronta. Mo' il momento più bello, il momento di assaggiare. Primo con me. Guarda babbo, sento un rumore, senti. Mamma mia che spettacolo. Mamma mia. Già sto già sti gamberi, guarda sti gamberi, guarda qua, guarda che voglio fare, gambero crudo sopra e una squisitezza. Ci vediamo alla prossima puntata, io e a Pepe Cacio, un bacio.